Non piove da mesi, fiumi e laghi sono sotto il livello di guardia, dalla siccità danni all'ambiente all'agricoltura. I nostri inviati Stefania Battistini e Massimo Mignonelli. Anche la navigazione diventa difficoltosa, lo vedete, quando c'è poca acqua diventa... Bisogna andare a zig-zag per riuscire a percorrerlo. Esatto, per trovare il filone d'acqua dove riuscire a passare con la barca. Io faccio questo lavoro da 28 anni e un inverno così non me lo ricordo. È difficile persino percorrere i tratti più accessibili. In inverno non era mai accaduto. Non solo il Po, ma anche il Ticino in molti punti si trasforma in un fiume di sabbia dopo 120 giorni di assenza di pioggia, con ghiaioni che affiorano e isole infinite in mezzo al corso d'acqua. Ed è un brutto segno. Noi stiamo facendo progetti sulla Trota Marmorata, sullo Storione e via. In questi periodi di sofferenza si buttano via anni di tentativi di ripopolamenti perché tutto il lavoro fatto negli anni precedenti si perde. Abbiamo incontrato le cicogne. Ecco le cicogne e i cormorani. Il Parco del Ticino è patrimonio UNESCO da 15 anni, proprio per la ricchezza della sua biodiversità, conta ben 57 specie protette, ma con il 91% in meno di precipitazioni e le temperature primaverili d'inverno, il rischio che cambi l'habitat e che anche i pesci fatichino a riprodursi. Non ce n'è più di acqua. Tutto questo non è normale, qua ci dovrebbe essere l'acqua e i pesci non riescono a ripopolarsi, soprattutto l'arrivo di specie che sono esotiche, che possono creare dei grandissimi problemi e cambiare completamente la storia e il profilo del fiume. Questi sono i danni dovuti dalla siccità alle nostre piantine di radicchio. Si crepa, ci sono delle crepature come vedete, ma soprattutto c'è una riduzione del peso. La qualità rimane la stessa, abbiamo circa, in questo momento qua prevediamo un 10% di riduzione del peso. Speriamo assolutamente che arrivi un po' di acqua perché altrimenti questo potrebbe assolutamente ampliarsi, questo danno qua. Il lungo periodo di siccità in Veneto sta provocando i primi danni nel comparto agricolo. Basti pensare che dall'inizio dell'anno, secondo Coldiretti, è caduto ben il 70% di pioggia in meno. Di fatto i corsi d'acqua sono a minimi storici, se non addirittura all'asciutto, come il fiume Piave. Il Piave è il fiume che fondamentalmente dà l'acqua a tutta l'agricoltura del lago Trevigiano, del Veneto orientale, della Venezia orientale. Quindi sono circa 200.000 ettari di coltivazioni a rischio. Nella zona alta fra Treviso e Vicenza intanto la carenza d'acqua si sta manifestando anche nelle case. Non c'è proprio niente. I pozzi sono asciutti, abbiamo un pozzo unico in 5 famiglie e siamo tutti senza acqua. Intanto l'azienda pubblica che fornisce l'acqua a 53 comuni del Trevigiano ha preso i primi provvedimenti per tamponare l'emergenza idrica. Abbiamo ridotto la pressione e quindi arriva meno acqua nelle case e naturalmente se non pioverà nei prossimi giorni saremo costretti a razionare l'acqua. In alcuni casi anche a utilizzare cisterne per portare l'acqua nelle case dei cittadini. In un piccolo comune, sempre in provincia di Treviso, l'iniziativa di un parroco. Semplicemente faremo la Santa Messa e il Santo Rosario proprio per questo scopo. Chiederemo il dono della pioggia dal cielo.